Parleremo del referendum per l'indipendenza del Veneto. Se ne sta molto parlando in questi giorni, anche quest'oggi abbiamo sentito in rassegna stampa c'è il no da parte degli esperti a livello legale della regione, dicono no, non si può fare, c'è chi continua invece a sostenere l'esatto contrario. Tra questi Indipendenza Veneta, e oggi ne parliamo con Gianluca Busato che è in studio qui con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, su questa questione verso la quale insomma vi state battendo da diverso tempo c'è stato diverso clamore, possiamo definirlo così, insomma si sono accesi i riflettori su questa questione e credo che a voi faccia solo bene, insomma, o no? Beh sì, ma al di là ovviamente del fatto che possa far piacere a noi come movimento, io credo che sia un aspetto che va a toccare la vita di ogni cittadino. In questi giorni proprio qui a Treviso abbiamo iniziato una campagna di affissioni con uno slogan che dice 500 euro in più in busta paga netti al mese. E questo solo con l'indipendenza veneta. Si capisce quindi che da un punto di vista pratico l'ottenimento dell'indipendenza ha degli effetti che vanno a cambiare la vita delle persone. In un momento così drammatico da un punto di vista socio-economico come quello che stiamo vivendo, è un faro di luce in una notte buia della politica veneta che non dà soluzioni e proposte ai cittadini. Ecco perché c'è interesse. Notizia, insomma, abbiamo visto questa mattina sui giornali, la regione dice no, questo referendum sull'indipendenza del Veneto non si può fare. Voi nei giorni scorsi avete anche spiegato bene tutti gli aspetti e i passaggi, no, a livello legislativo, che invece sostengono il contrario. Noi abbiamo spiegato, l'hanno spiegato i nostri esperti legali, tra i quali annoveriamo Luca Zano Cantarutti che è il nostro presidente, ma anche un avvocato esperto di materie costituzionali e di aspetti giuridici legati a questa questione, e lo storico presidente onorario che tra l'altro gli amici di Radio Veneto 1 conoscono bene, l'avvocato Alessio Morosin, che hanno spiegato molto bene che la questione è molto più delicata di come è stata sbrigativamente liquidata da parte dei consulenti della regione, consulenti legali, che tra l'altro non sono tutti uniti. Questa è una cosa che non si sa, perché ci sono degli avvocati in regione che hanno un'opinione diversa rispetto a quelli che sono stati in questo caso interpellati. Comunque i nostri esperti hanno spiegato e hanno pubblicato molto chiaramente che il referendum di autodeterminazione, qual è un referendum per l'indipendenza veneta, va a toccare un diritto che è precostituzionale, vale a dire è un diritto che viene prima di un ordinamento, anche il massimo ordinamento giuridico di uno Stato. E questo è un punto molto importante che la stessa Costituzione, badiamo bene, va a sancire, perché se è vero che appunto i giuristi gli avvocati della regione si sono riferiti all'articolo 5 della Costituzione, che parla di unità e indivisibilità dell'Italia, è altrettanto vero che la stessa Costituzione, all'articolo 10, quindi sempre nei principi fondanti della Costituzione, dice che comunque l'ordinamento giuridico dello Stato italiano deve attenersi alle norme di diritto internazionale, e tra queste ce ne sono molte, ma in particolare c'è il patto di New York che l'Italia ha accettato, ha ratificato, ha fatto proprio con la legge 881 del 1977, e questo trattato di New York, come sappiamo, dice chiaramente che l'autodeterminazione dei popoli è un diritto inalienabile. E quindi questo insomma ribalta un po' la situazione, o meglio spiega, va un po' oltre, diciamo così, al primo passo, perché effettivamente certo, soffermandosi all'articolo 5, Italia una è indivisibile, ci si fermerebbe qui. Poi però il diritto internazionale riferisce proprio, lo leggiamo testualmente, all'articolo 3. Esatto, gli stati parti del presente patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione dei territori non autonomi dei territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione del popolo e rispettare
tale diritto in conformità delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Leggendo qui si evince che lo Stato italiano dovrebbe anche sostenere l'indipendenza del Veneto. Ho capito bene? E qui si capisce qual è la questione che si va a affrontare, una questione politica, non giuridica, badiamo bene. Se si va a vedere appunto queste norme e si dicono chiaramente che esiste il diritto di autodeterminazione, va rispettato da parte dello Stato, e lo Stato italiano accetta questa condizione e accetta che questa norma sia superiore alla sua stessa Costituzione, e non solo dice appunto che deve attivarsi affinché questo diritto venga esercitato, venga messo in atto. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'attuale diciamo Consiglio regionale, che fa parte comunque dell'ordinamento giuridico italiano, deve ha il preciso compito, nel momento in cui l'istanza popolare nasce, come è nata, grazie al nostro movimento Indipendenza Veneta, deve farsi attore di questo processo. È quindi una scelta politica, non giuridica, perché da un punto di vista giuridico abbiamo visto la questione è ampiamente dibattuta e risolta, al di là di quello che può essere il consulto che ovviamente la Regione ha deciso di ascoltare, ma da un punto di vista politico è chiaro che questo diritto di autodeterminazione è sacrosanto, e qualora e quando verrà esercitato dalla Regione Veneto, a quel punto lo Stato italiano non potrebbe far nulla. Non potrebbe far nulla perché ha accettato e ha fatto proprio appunto queste norme di diritto internazionale. Ecco, noi sappiamo che sicuramente qualche ascoltatore che non sarà d'accordo, perché sicuramente ognuno ha la propria idea, ma infatti credo che anche la nostra radio sia sempre stata super partes in questo aspetto, perché credo che nessuno possa dire il contrario sul fatto che diamo la possibilità a tutte le parti in maniera proprio trasversale di dare la propria opinione, e secondo noi è giusto mettere in risalto anche questa questione, perché troppo spesso, soprattutto per quanto riguarda anche la storia della nostra regione, del nostro popolo, c'è sempre stata una censura preventiva e clamorosa, perché non sempre, anzi praticamente mai viene spiegato nei libri di scuola 1300 anni di Repubblica Serenissima, che si può essere d'accordo sul fatto o meno che possa tornare, che possa essere, diciamo così, presa a modello, però sta di fatto che c'è stata, e non capiamo perché non se ne debba parlare, ma proprio per dare la possibilità. Sembra quasi che si voglia fare una censura per non dare la possibilità alla gente di ragionare con la propria testa. E vedendo anche sulla questione del referendum per l'indipendenza, c'è un percorso giuridico che darebbe la possibilità di farlo, e quindi è giusto che la gente sappia qual è la verità. Poi ovviamente ha la possibilità di decidere con la propria testa o meno. Voi in Indipendenza Veneta cosa riscontrate nel territorio? Ma noi riscontriamo un grande consenso crescente, un grande entusiasmo, direi, non solo consenso, soprattutto qui dopo l'estate, in questo inizio di mese di settembre, un consenso testimoniato anche dai sondaggi che stanno circolando negli organi di informazione. C'è un sondaggio che è stato pubblicato fatto ieri dal Corriere della Sera, che addirittura vede una percentuale mi sembra dell'84% di veneti che sarebbero a favore, che preferirebbero l'indipendenza del Veneto rispetto all'autonomia del Veneto. Da questo punto di vista sono numeri schiaccianti di consenso, ed è questa, diciamo, la questione che si trovano ad affrontare anche gli attuali governanti della regione, perché è pur vero che possono nascondersi o cercare di nascondersi dietro una foglia di fico di un consulto giuridico interpretabile e di parte, ma è altrettanto vero che non possono permettersi proprio di ignorare quella che è invece la volontà popolare, che poi si traduce anche in una, diciamo, questione elettorale. Cioè, chi gioca con l'indipendenza veneta, chi ignora, chi contrasta l'indipendenza veneta, questo è il nostro messaggio,
si espone a uno scotto elettorale pesante. E in particolar modo, voglio dire, una parte, diciamo, politica che in questo momento sta governando di maggioranza sa che il suo elettorato è ampiamente a favore di questo tema dell'indipendenza veneta e quindi devono dare una risposta politica. Se non lo faranno è chiaro che ci siamo noi, perché non è che stiamo qui, noi non siamo un comitato referendario. Indipendenza Veneta non è un comitato referendario che semplicemente organizza un referendum, no, è un movimento politico che sta attuando una strategia a tenaglia. Da un lato stiamo facendo la pressione, l'informazione anche presso gli attuali governanti in regione, dall'altro ci stiamo organizzando per raccogliere noi direttamente il consenso qualora appunto in regione, nell'attuale diciamo classe dirigente in regione, non ci fosse una risposta in tal senso. E allora andremo a vedere se i cittadini daranno fiducia al progetto di indipendenza veneta. Noi non abbiamo dubbi. Tutte queste questioni voi le spiegherete anche in un incontro domani sera? Sì, domani sera siamo in un incontro a Fratte. Tra l'altro Fratte è una frazione di Santa Giustina in Colle, è anche il posto dove abita il presidente del consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Noi l'abbiamo fatto apposta? No, in realtà non l'abbiamo fatto apposta, l'abbiamo invitato, anzi fra un paio d'ore personalmente gli presenterò a mano l'invito, in modo che possa venire anche ad approfondire questi temi direttamente con i massimi esperti sul tema del referendum per l'indipendenza veneta. Saremo lì alle ore 21, ma c'è diciamo un calendario di eventi che è molto molto nutrito in questo periodo. Per quanto riguarda Treviso, per esempio, visto che siamo qui a Treviso, l'obiettivo è quello della presentazione di indipendenza veneta alla cittadinanza, anche in previsione delle prossime elezioni comunali, che avverrà il 27 settembre, giovedì sera alle 21 presso l'Hotel Maggior Consiglio. E quindi da questo punto di vista, a partire già da domani, quindi con la riunione di Fratte, poi con una riunione che faremo per esempio sempre qui nel Trevigiano il 25 settembre a Vedelago, presso l'antica Postumia, e poi appunto con la riunione del 27 settembre a Treviso iniziamo una serie di incontri sul territorio che sono tra l'altro sempre molto molto partecipati, con sale piene, e che sono appunto l'occasione per andare a spiegare il nostro progetto politico ai cittadini, e l'occasione anche poi per aderire a quelle che sono le nostre azioni politiche, come è stata questa appunto raccolta firme, petizione popolare che abbiamo organizzato, che ha fatto partire questo dibattito, perché ricordiamolo che la questione è partita proprio con una petizione popolare organizzata da Indipendenza Veneta nei primi mesi dell'anno, e che si è culminata, che si è diciamo avuto il suo apice con la consegna nelle mani del governatore Zaia appunto di circa 20.000 firme raccolte nelle piazze, nei banchetti dai nostri volontari, e che appunto hanno dato il via poi a quell'iter, a quella discussione che sta dominando un po' le prime pagine dei giornali e delle trasmissioni radiofoniche e televisive di questi giorni. È quindi un momento di particolare attenzione, perché stiamo vivendo una situazione di grave disagio sociale, economico nel territorio, e quindi i cittadini, tra l'altro, che non credono più i partiti italiani, stanno cercando delle risposte, stanno cercando di capire qual è la chiave per il loro futuro, che è una chiave non solo economica, ricordiamolo, ma anche culturale. Giustamente si è sempre fatto presente che noi comunque non dimentichiamo di essere veneti, noi non possiamo dimenticarci qual è stata la nostra storia gloriosa, e da questo punto di vista abbiamo, come dire, delle ragioni storiche anche per la nostra indipendenza che non possono essere ignorate. Diciamo la Repubblica Veneta nella sua storia è stato un faro di civiltà, di esempio nel mondo, nella diplomazia,
nell'arte, nella cultura. Se noi andiamo alla National Gallery, che è il museo dove si celebra le glorie dell'impero di Sua Maestà, quando entriamo nella sala permanente, noi troviamo, nella prima sala in cui entriamo della mostra permanente, troviamo l'intera sala con dipinti di Tiziano Vecellio. Se andiamo nella seconda sala a destra, troviamo un'intera sala con dipinti del Canaletto, e se andiamo nella sala che sta a sinistra, noi troviamo un'intera sala con dipinti di Paolo Veronese. E nelle didascalie, badate bene, c'è scritto Venetian Painters, pittori veneti. E allora, nel momento in cui il nostro essere veneti è riconosciuto nel mondo, è ricordato nel mondo per quello che abbiamo saputo fare, oggi, nel momento in cui viviamo una situazione di grave crisi socio-economica, noi abbiamo il dovere preciso come cittadini di prenderci in mano quel territorio che i nostri avi ci hanno lasciato e di dargli di farlo ridiventare un territorio di speranza, come ci meritiamo e come è stato in passato e come nel futuro sicuramente tornerà ad essere, perché il nostro è un movimento politico che certo conosce ed è orgoglioso della propria storia, ma comunque guarda al futuro. La nostra missione è questa, è quella di creare una Repubblica indipendente moderna, uno Stato che sarà in Europa, aperto al mondo, tollerante, e che possa permettere ai suoi cittadini di vivere in una situazione più dignitosa rispetto a quella in cui stanno vivendo oggi. Ecco, per chi invece, diciamo così, potesse ambire comunque lo stesso a un'Italia unita, viene da pensare che questo referendum per l'indipendenza può essere comunque copiato dalle altre regioni per poi tornare a, tra virgolette, a unirsi come un'unione di stati, un po' come gli Stati Uniti, insomma, in grande, però con ogni stato, diciamo così, indipendente, e potrebbe anche tagliare, possiamo dire così, quella testa che effettivamente ingoia molte risorse, insomma, ecco, diciamola in maniera molto tranquilla così. Ma da questo punto di vista noi ancora, diciamo, non siamo a favore di una visione isolazionista che veda un Veneto che si richiude in se stesso, autarchico, no, assolutamente. Per noi la Venezia indipendente sarà uno Stato dell'Unione Europea, e in un'Europa ovviamente dei popoli, senza euro, però mi raccomando. Sì, ma sicuramente, ma anche da quel punto di vista è un altro tema, ma molti dei problemi legati, che spesso vengono citati, legati alla moneta, sono in realtà dei problemi collegati alla mancanza di competitività dello Stato italiano, che è un colabrodo. È un colabrodo che ha diciamo una situazione di insostenibilità fiscale e da un punto di vista economico non sta in piedi. È chiaro che a questo punto avere una moneta come l'euro, che è comunque ancorata a dei valori di riferimento economici che sono, se vogliamo, quelli tedeschi, olandesi, insomma, di un'Europa molto più virtuosa, per noi significa, usandola appunto all'interno dello Stato italiano, con i valori invece economici che rappresenta lo Stato italiano, significa fare una corsa ad handicap, e questo è il problema dell'euro. Con una Repubblica Veneta indipendente, che non avrebbe alcun problema ad avere dei conti pubblici virtuosi, non sarebbe certamente uno Stato degli sprechi come l'Italia, e non sarebbe nemmeno un problema la moneta da questo punto di vista. Ma diciamo di più, non sarebbe un problema probabilmente nemmeno per le altre parti d'Italia, perché in questo momento soffrono tutte le parti per motivi diversi di un centralismo miope e spendaccione che soffoca la possibilità di fare bene. Con la responsabilizzazione che nascerà dall'indipendenza, che probabilmente seguirà anche in altre parti d'Italia, di
di altre regioni, sicuramente l'effetto sarà virtuoso, sarà positivo. Non dimentichiamoci che i piccoli stati, gli stati appunto con un numero di persone diciamo noi più umano, più a misura d'uomo, come può essere il Veneto con 5 milioni di abitanti, sono gli stati che nel mondo vedono i propri cittadini avere il più alto grado di benessere. Nella classifica, una speciale classifica mondiale che proprio va a valutare, va a prendere diversi indici culturali, economici, ecologici, e va quindi a valutare come vivono, qual è il grado di benessere dei cittadini. Le prime 10 posizioni al mondo sono rappresentate da stati che hanno 5 milioni di abitanti o giù di lì. Io ringrazio Gianluca Busato di Indipendenza Veneta per essere stato con noi e per averci spiegato la questione relativa al referendum. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.